a esponenti di ONG, associazioni e semplici cittadini filo-palestinesi intenzionati a forzare il blocco di aiuti umanitari a Gaza. L'obiettivo della spedizione, salvata giovedì dalla Turchia, era rompere l'assedio a Gaza e introdurre materiale. Le autorità israeliane avevano minacciato di utilizzare la forza se in tanti avessero tentato di avvicinarsi alle coste della striscia di Gaza. Stop occupation! Free Palestine! Uno Stato, lo Stato di Israele, che non rispetta la possibilità che coloro che sono nati in Palestina abbiano un loro autonomo Stato. Hanno costruito questo Stato con una pulizia etnica, non lo diciamo noi, lo dicono gli storici che insegnano all'Università di Tel Aviv e di Gerusalemme. Questo Stato possiede una bomba atomica nascosta e tutte le volte che noi diciamo insieme alla grande maggioranza della popolazione del mondo che vogliamo un disarmo nucleare, non si mette in conto che Israele ha più di 40 testate nucleari nascoste. Noi vogliamo che insieme alla maggioranza del mondo queste azioni non avvengano più. Era già grave se questa flottiglia internazionale che portava cemento, medicinali, sussidi per le scuole fosse stata fermata sulle acque all'interno delle acque territoriali. È avvenuto in acque internazionali con un atto di pirateria, calando di notte le persone con gli elicotteri, esattamente quelle teste di cuoio che vengono usate, si dice, contro il terrorismo. Ma il vero terrorismo oggi è questo dello Stato di Israele. Io ricordo drammaticamente la storia dell'eccidio ebraico nell'Europa. È proprio in nome di quell'eccidio che noi non possiamo più permettere che altri stati si comportino nella stessa maniera. In nome di questo, questa è la nostra forza ed è una forza invincibile. Pagheremo purtroppo ancora un po' di giorni in cui commuoveremo dei morti. Per noi pensiamo che dobbiamo costruire una cultura della pace e su questo vogliamo chiamare le istituzioni nostrane. Tutti insieme apriamo un mondo diverso. Basta con le stragi, Gaza libera! Palestinesi vengono respinti tutti i giorni dal porto di Venezia e dagli altri porti dell'Adriatico. E per questo noi, per continuare a rinnovare la nostra indignazione, le nostre battaglie per un mondo più giusto, invitiamo questa città. Il 20 giugno al porto di Venezia ci sarà una manifestazione congiunta al porto di Bari, di Ancona, di Venezia, ai due porti greci di Gomelizia e Patrasso. Il 20 giugno, giornata mondiale dei rifugiati, per ricordarci che anche questo è il prodotto delle guerre. Persone inermi che bussano alle nostre porte e vengono respinte in paesi dove ritornano a subire violenza. Per avvicinarsi alla giornata di Welcome, indietro non si torna, il 20 giugno al porto di Venezia. Ci vediamo alle 10:30 in stazione il 20 giugno per arrivare al porto di Venezia, un assedio pacifico a questo porto e accogliere i rifugiati nella nostra città. Il dato importante è che Venezia tiene a questa cosa, che non ci sta a Venezia a vedere assassinati
delle persone, delle ONG, che Venezia ha a cuore la libertà della Palestina, la fine delle colonie, la fine delle violenze e la libertà della gente di Gaza. Non dobbiamo neanche dimenticare che il popolo palestinese e il popolo arabo in generale non è mai stato responsabile dei massacri che hanno subito gli ebrei. Di conseguenza è giunta l'ora che l'Europa prenda le sue responsabilità, perché è l'Europa che ha voluto creare questo Stato e di conseguenza l'Europa è responsabile anche della politica di questo Stato. E questo Stato, se non avesse la luce verde da parte dei governanti europei, non avrebbe avuto mai il coraggio di comportarsi in questo modo, non solo contro i cittadini palestinesi, ma anche, come evidentemente si sa, contro i cittadini di 30 paesi del mondo. Di conseguenza, amici e compagni, noi siamo lieti di essere in tanti qua e dobbiamo continuare a fare pressione sul governo italiano di comportarsi e su tutti i governi europei di comportarsi veramente in modo equo. Grazie. Per questo motivo la CGIL ha espresso su tutti i posti di lavoro una vergogna! Quello che abbiamo assistito oggi è un atto di pirateria e di terrorismo internazionale, è un crimine che risulta impossibile nascondere. E chiediamo l'immediata cessazione dell'embargo nei confronti dei territori occupati che sta affamando e sta uccidendo al pari delle pallottole tantissimi civili. L'embargo deve finire subito!